Bentornati, nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Siamo tornati per parlare di un inizio della prossima settimana traballante, ma con una domenica splendida e soleggiata quasi dappertutto. Avremo insomma dallo spazio a un debole campo anticiclonico che si espanderà nel corso appunto di questa domenica, apportando quindi delle condizioni stabili. Ma attenzione, come vedete, l'inizio della settimana sarà caratterizzata da un nuovo passaggio di infiltrazioni umide atlantiche, e questo insomma determinerà una nuova fase di temporali a carattere sparso proprio per l'aumento delle temperature diurne, e questo soprattutto su nord-ovest. Ma andiamo a vedere proprio le temperature domenica. Guardate proprio i valori minimi all'alba che toccheremo su gran parte dell'Italia, attorno ai 6-9 gradi insomma su gran parte del nord, tra i 9 invece e i 12 gradi al centro e fino a 15 gradi sulla Sicilia, mentre al sud saremo attorno ai 12-15 gradi anche su questi settori. Comunque una domenica generalmente più da novembre che da maggio, quindi valori nettamente molto sotto la media di 8 gradi, mentre attenzione perché è confermato che a partire dalla settimana tra il 18 e 24 circa del mese avremo una stabilità atmosferica generale e la pressione in aumento proprio dall'Africa, che porterà un'impennata termica decisiva con le temperature che potranno toccare 28 gradi nel weekend. Quindi tornerà quello che è il campo anticiclonico ampiamente esteso di matrice subtropicale, che dai paesi del Nord Africa, soprattutto dalla Spagna, si spingerà verso la Scandinavia, dove qui insiste da molte settimane un campo anticiclonico molto resistente e robusto, e questo comporterà quindi una giornata domenica con un fronte che si avvicina sulla Francia e sulla Gran Bretagna, porterà queste infiltrazioni umide che arriveranno però nella giornata di lunedì anche sui nostri settori. Maggiormente colpiti, come possiamo vedere, con un piccolo vortice depressionario sul centro Europa che andrà a favorire soprattutto le Alpi e le Prealpi, soprattutto quelle centro-occidentali, con dei locali venti tra il pomeriggio e la serata temporaleschi sul Piemonte e sulla Lombardia centro-occidentale, e con dei temporali multicellulari che colpiranno l'Alto Veneto e il Friuli. Soprattutto i settori pedemontani e prealpini saranno favoriti, ancora da capire se sarà possibile qualche locale innesco a carattere supercellulare sul basso Veneto. Meno colpita l'Emilia e localmente qualche fenomeno tra le Marche e l'Abruzzo. Questi settori più colpiti. Altrove tempo soleggiato, mentre nel corso dei giorni successivi, proprio nella giornata di martedì, assisteremo a un incremento della nuvolosità e della instabilità sul versante adriatico, con maggiormente colpito il nord-est, specie tra il Veneto e il Friuli, da dei temporali soprattutto durante le ore pomeridiane serali, e anche sulla Alta Toscana e lungo l'arco appenninico verso il medio-basso Adriatico, con qualche locale fenomeno possibile ma non escluso sulla Calabria meridionale. Mercoledì il fronte instabile di matrice atlantica continuerà a spingersi sempre più verso nord-est, colpendo soprattutto la Scandinavia. Qualche temporale diurno potrà avvenire sull'arco alpino, ma senza coinvolgere questa volta il settore settentrionale dell'Italia, con qualche locale debole piovasco sulle Dolomiti possibile. Ma come vedete l'aria calda africana continuerà a spingersi dai quadranti sud-occidentali e porterà da metà settimana in poi a un netto incremento dei venti meridionali, che porterà quindi una nuova impennata termica e quindi il ritorno della estate praticamente, perché toccheremo valori anche fino a 28 gradi in Val Padana tra sabato e domenica. Continuate come sempre a seguirci.